daljnega 6. septembra 1930, torej pred 79 leti, obzori o 5 uri in 43 minut na tem mestu ustrelili 4 junake slovenske in hrvatske protifašiste. Po razsodbi posebnega fašističnega sodišča za zaščito države na prvem tržaškem procesu, ki je trajal od 1. do 5. septembra 1930. Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš, Vekoslav Valenčič, njihova imena uklesana v kraški kamen, pričajo o nezlomljivem odporu proti nasilju fašističnega režima, ki je teptal Slovence in Hrvate v tedanji Julijski krajini in Istri. Upor primorskih Slovencev in istrskih Hrvatov je bil torej prvi antifašizem v Evropi. Tudi sedanja Evropa, odnosno Evropska unija, sloni na temelji protifašizma, ki je del vsake prave demokracije. Spomenik, pred katerim stojimo, je bil postavljen 9. septembra 1945, takoj po osvoboditvi izpod fašizma in nacizma, kot eno izmed prvih simbolnih dejanj naših ljudi. Osnutek za spomenik je pripravil slovenski tržaški arhitekt Franjo Kosovec. 79 anni fa, il 6 settembre 1930, all'alba, furono in questo luogo, allora poligono militare, fucilati 4 antifascisti sloveni e croati. Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš, Vekoslav Valenčič furono condannati a morte dal Tribunale Speciale Fascista per la Difesa dello Stato, che si era spostato da Roma a Trieste per punire gli antifascisti. Il processo farsa fu celebrato dal 1 al 5 settembre 1930 nel Palazzo di Giustizia di Trieste e all'alba del 6 settembre 1930 furono fucilati da un plotone della milizia fascista. Il monumento fu inaugurato il 9 settembre 1945, dopo la caduta del fascismo e nazismo, a perenne ricordo e simbolo della libertà e democrazia, per la pace e convivenza tra i popoli. Il monumento rappresenta anche il primo antifascismo in Europa. Anche l'attuale Europa, ossia l'Unione Europea, ma tutto il cosiddetto mondo occidentale e la sua civiltà, poggiano sugli ideali antifascisti. L'odierna cerimonia porta diversi messaggi. Il discorso in lingua italiana parla del nostro comune giuramento agli ideali antifascisti e il posizionamento della memoria di Basovizza nella comune memoria collettiva dell'antifascismo in Italia e in Slovenia, nonostante certi tentativi di revisionismo storico. Dall'altra parte onora certamente la pacifica convivenza tra i diversi popoli e tra i due stati autonomi e amici. La presenza dell'alta delegazione della Repubblica di Slovenia a livello ministeriale, Ministro della Difesa Ljubica Ljubišić, il Ministro di Sport e Scuola Igor Lukšić, testimonia la volontà politica di amicizia e collaborazione tra l'Italia e la Slovenia. Inoltre rappresenta anche la testimonianza che la memoria di Basovizza fa parte della storia e tradizione di tutti gli sloveni come un sacro simbolo da amare e conservare. Da un luogo di morte e di sangue come Basovizza deve oggi partire il messaggio di amore, pace, convivenza e libertà. Današnja slovesnost prinaša več sporočil. Govor o italijanskem jeziku pomeni skupno zavezanost proti fašističnim idealom ter obenem umestitev Bazovice v italijanski spomin proti fašizmu. Prisotnost visoke delegacije Vlade Republike Slovenije na ministrski ravni. Letos so z nami ministrica za obrambo Vlade Republike Slovenije Ljubica Jelušić in minister za šolstvo in šport Igor Lukšić in državni sekretar Urada Vlade Slovenije za Slovence po svetu Boris Jesik. Potrjuje voljo po vsestranskem sodelovanju in sožitju med dvema narodoma in dvema samostojnima državama. Obenem to pomeni, da se pojem Bazovice uvršča v slovensko zgodovino in v izročilo države Slovenije in seveda vseh Slovencev. Tu v Bazovici je italijanska država storila nasilje in zločin nad svojimi državljani slovenske in hrvatske narodnosti.
zato ker so hoteli ostati Slovenci in Hrvati, govoriti svoj jezik, peti svoje pesmi, ohraniti svojo lastno culturo. Ribadiamo che Basovizza vuole essere un simbolo di speranza e di pace, anche se si riferisce ad un evento tragico e di sangue. A Basovizza è stato compiuto un atto di aggressione. Lo Stato italiano, allora fascista, ha compiuto un atto di violenza sui propri cittadini di lingua slovena e croata, che volevano avere il diritto di poter parlare, cantare e pregare nella propria lingua e coltivare la propria cultura. Zaradi vsega tega in mnogo drugega nam je Bazovica še kako potrebna. Ko želimo ohraniti svoj lasten slovenski obraz v novi Evropi. Obenem je bila letos v mesecu marcu 2009 ponovno tarča nočnih obiskovalcev, kot ponavadi vedno neznanih, skrovnilcev spomenika bazoviških junakov.